Dopo i 2.400.000 veneti alle urne, il governatore Zaia presenta i primi 3 provvedimenti con i quali la Regione del Veneto avvierà l'iter per la richiesta dell'autonomia e stasera il presidente Zaia ha 20 e 10. Referendum plebiscito di sì, il 98% dei veneti ha detto che vuole l'autonomia della Regione, mandato fortissimo per il governatore, quorum raggiunto anche per l'autonomia a Belluno. Boom di ascolti per la lunga diretta TV con la quale Antena 3 ha seguito l'esito del voto fino a notte inoltrata, risultati, commenti, reazioni e collegamenti in diretta con Venezia. Col finestrino abbassato sparava colpi d'arma da fuoco vicino alle case un insospettabile 57enne arrestato dai carabinieri che indagano sull'auto di un mestrino crivellata dai proiettili. Colpo nella villa di un dirigente d'azienda trevigiano svaligiata nel pomeriggio mentre i proprietari erano usciti per commissioni. La rabbia dei derubati, siamo in mano ai banditi. Scopre il suo appartamento occupato, ma quando tenta di ritornarci il proprietario viene cacciato dall'inquilino abusivo, accade nel Padovano. Accordo tra Arma dei Carabinieri e Università di Padova per formare negoziatori che intervengono nelle trattative con malviventi e anche casi di terrorismo, è il primo progetto in Italia. Buonasera, ben ritrovati in diretta con l'informazione di Antena 3, il telegiornale del Veneto. Salutiamo e ringraziamo subito il nostro direttore Luigi Bacialli che è con noi anche per commentare insieme ovviamente questa 2 giorni storica per il Veneto. Vediamo allora cosa è successo questa mattina, quindi le prime mosse del governatore Luca Zaia che poi come abbiamo anticipato sarà anche ospite delle nostre trasmissioni, quindi neppure il tempo di festeggiare che oggi il governatore ha presentato subito i primi 3 provvedimenti. Il trasferimento di tutte le competenze comporterebbe la permanenza nella Regione di circa i 9/10 delle tasse, come scritto espressamente nella legge che dovrebbe però essere approvata dalla maggioranza del Parlamento. Il testo licenziato dalla Giunta in prima lettura sarà ridiscusso tra 2 settimane, dopo un giro di consultazioni con quella che nella seconda delle delibere approvate da Palazzo Balbi viene definita la consulta per l'autonomia. Il nocciolo del referendum ovviamente riguarda l'applicazione degli articoli della Costituzione e quindi la possibilità di avere le 23 competenze e ovviamente il federalismo fiscale conseguente. Poi il testo passerà dal Consiglio regionale e quindi in Parlamento, dove costituirà la base della trattativa tra Regione Veneto e Stato centrale. Parallelamente, con la terza delibera approvata dalla Giunta, si propone a Roma anche la modifica della Costituzione, inserendo il Veneto tra le regioni a statuto speciale. La consulta sentirà tutti gli interlocutori del territorio, gli stakeholders, e ci permetterà di avere informazioni, di avere suggerimenti e pareri rispetto a quello che è il nostro disegno di legge. Entro i primi di dicembre entrambe le leggi dovrebbero essere approvate dal Veneto e inviate a Roma. Non è la prima volta che il Veneto reitera anche questa proposta, per cui per non lasciare inesplorata nessuna possibilità approviamo anche questa. Contiamo di iniziare la trattativa col governo in carica, precisa il governatore Luca Zaia, che ha nei pieni poteri per dare il via a questa procedura. Noi non cerchiamo la rissa, cerchiamo la collaborazione, cerchiamo l'applicazione dei dettami dei padri costituenti e non solo a livello di regione e quindi di avere competenze. Allora, 2.400.000 persone, quindi ora una bella responsabilità. Allora, 2.400.000 persone, per darvi un'idea di come si possono riempire 70 stadi afghani, è davvero una cifra impressionante, sono persone che sono andate a votare con entusiasmo, con passione, ragazzi, uomini, donne, anziani, persone disabili, anche in carrozzella hanno raggiunto i seggi e questo al di là di quello che poi sarà un domani l'autonomia dopo un lungo negoziato, probabilmente molto difficile, è davvero confortante sapere che una regione che si è sempre definita come un territorio massacrato, maltrattato, bistrattato da parte dello Stato centrale, per una volta fa sistema, no? Io tante volte qui in Veneto ho sentito dire ma non si sa fare squadra, gli imprenditori non si mettono assieme. Beh, qui l'unione ha fatto la forza, i veneti sono andati in massa a votare, il 98,1% dei sì è veramente un dato impressionante che dimostra che si vuole arrivare ad avere maggiore forza, maggiore potere, ma non è soltanto questo, cioè non è soltanto la questione del residuo fiscale, 20 miliardi, cioè la differenza tra le tasse che paghiamo e quello che lo Stato ci restituisce, a dare la spinta e a motivare questa gente. È una questione di dignità e di orgoglio, è una questione di rispetto che i veneti provano e dimostrano nei confronti degli altri e che pretendono
di avere a loro volta. Non si può essere continuamente calpestati e vessati anche con la storia ignobile della bandiera. Non possiamo esporre una bandiera regionale che rappresenta non solo questa terra, ma rappresenta una storia di 1100 anni. È una cosa indecente, una cosa inqualificabile, per cui si è visto anche la dignità di queste persone, l'abbiamo visto nelle interviste che hanno fatto i nostri colleghi, no? Una calma, una rabbia contenuta, direi quasi calma, era quella che animava le persone che andavano a votare, sapendo che era una scelta responsabile e proiettata verso il futuro. Pensate, persone di oltre 100 anni vanno a votare, per chi votano, se non per i loro nipoti o per i figli dei loro figli. Quindi davvero una pagina di storia, Ferdinando, indimenticabile, che resterà scolpita non solo nelle pagine, negli annali di questa regione, ma anche nella memoria di tutti. E che comincia oggi. Comincia oggi. Grazie al direttore di Antena 3 Luigi Baccialli. Allora vediamo il plebiscito per il sì con il quorum ampiamente superato. Per Luca Zaia sarà il Big Bang delle riforme, e se Big Bang sarà quello dell'autonomia dopo la trattativa con Roma, lo si dovrà a una massa che si è riversata ai seggi. Obiettivo: votare. 98,1% sì, 1,9% no. I veneti si sono espressi, e si sono espressi andando alle urne. 57,2% spettro del quorum dissolto, un trend che alle 12 vedeva già il 21% ai seggi e il superamento della barriera alle 19 con il 50,1%. Dunque 57,2% finale, con quel bacino virtuale in più dei veneti all'estero, 8% che non hanno potuto votare. Vicenza la provincia al top, 62%, seguita da Padova 59,7%, Treviso 58,1%, Verona 55,5%, Venezia 53,7% e Maglia Nera a Rovigo, l'unica dove il quorum non è stato superato. A trainare verso il voto è stata la provincia, non i grandi centri. Interessante lo scarto tra città capoluogo e resto del territorio. A Padova, Verona, Rovigo, Venezia, cifre sotto il 50%, con la città lagunare al top in negativo. Le piccole e medie città dunque hanno fatto scaturire l'onda, come Roverè Veronese, massimo assoluto raggiunto con il 76,2%, o Nogarole Vicentino, 75,4%, o Borso del Grappa, 70,6%. Ma ci sono stati anche i flop, come Soverzene nel Bellunese con il 23%. In ogni caso, l'Urlo del Veneto parla di oltre 2.300.000 votanti, giovani e anziani, di tutte le estrazioni sociali. Chi ha votato subito, quando era ancora buio, chi ha atteso ma non si è fatto scoraggiare dalla pioggia. Un movimento di popolo che ha anche orgogliosamente rivendicato la scelta, a volte con ironia, valanghe di selfie e foto con la ricevuta di voto sui profili Facebook, e anche chi ha votato avvolto nella bandiera del Veneto, o persino una elettrice vestita da Wonder Woman. C'è stato spazio anche per un sorriso in una giornata storica per il Veneto e i veneti. Ci vogliono dunque supereroi per questa trattativa, adesso anche perché arriva un'apertura e subito uno stop da Roma. Siamo pronti ad aprire un tavolo subito, ma la condizione di partenza è che le regioni approvino una legge in attuazione dell'articolo 116 della Costituzione per chiedere autonomia differenziata. Così il sottosegretario Bressa. Il problema, dice, è che oggi Zaia ha fatto approvare in giunta una proposta di modifica costituzionale per inserire il Veneto tra le regioni a statuto speciale. È una proposta non ricevibile dal governo, così semmai di competenza del Parlamento, lo dice il sottosegretario, lo dicevamo poco fa, Gianclaudio Bressa, interpellato al telefono dai colleghi dell'ANSA. Intanto record di ascolti ieri sera per la lunga diretta speciale di 20:10. Boom di ascolti, veneti incollati alla TV per seguire la lunga maratona televisiva su Antenna 3 dedicata al referendum sull'autonomia. In diretta i dati sull'affluenza e lo spoglio delle schede, i commenti, le reazioni dei protagonisti, le interviste alla gente e poi i collegamenti in diretta con Venezia da Palazzo Ferrofini, dove era allestito il coordinamento delle operazioni elettorali della regione, e Palazzo Balbi, dove poco dopo le 23:30 il governatore Luca Zaia ha commentato l'esito del referendum davanti alla stampa di tutta Europa. Ma penso che il passaggio fondamentale, che non è scritto ma si legge nella sentenza, ripeto, una sentenza di qualità e di spessore,
è il fatto che la Corte Costituzionale molto probabilmente capisce che le riforme dall'alto non si fanno più e quindi le delega al popolo, e quindi questa ragione diventa anche un elemento di sperimentazione per quelle riforme che mai a tutt'oggi si sono fatte. Quindi sempre meno simili alla Grecia e sempre più uguali o simili alla Germania. Questa è la nostra filosofia e penso che questo sia il mandato che i veneti ci danno. Grazie. Referendum sotto i riflettori, commenti di favorevoli e contrari che, appellandosi all'astensione, hanno puntato il dito su costi spesi dalla Regione per la consultazione. Senza buttare risorse, si torna sempre su quello. Ma si poteva evitare di buttare risorse pubbliche, bastava che accettassero di fare un election day. È stato proposto in tutte le salse e a tutte le consultazioni, hanno sempre detto no. Per predicare l'astensione, cioè non ci siamo, cioè mi dispiace, Ruzzante ha voluto distinguersi, si è ricavato sicuramente qualche pagina del giornale in più, ma è un ragionamento che al di fuori del palazzo non lo capisce nessuno, i veneti l'hanno dimostrato. Vediamo allora le aspettative dei veneti che ieri erano in coda alle urne. Secondo lei questo voto per l'autonomia porterà veramente a qualcosa per i veneti? Non è così scontato perché l'iter poi successivo sarà lungo, però speriamo che vada comunque a buon fine e possa comunque portare qualcosa di meglio. Certo non dipende solo da chi ci governa, dipende anche da noi. Di far capire che ci siamo. Ecco, poi che vada come vada, non so cosa cambierà, ma qualcosa comincerà a cambiare. È chiaro che non può cambiare in un giorno, ma si cominceranno a vedere i frutti. Spero che insomma ci sia l'opportunità per noi di avere qualcosa in più. Ma grossi cambiamenti non ne vedo, secondo me però ci facciamo sentire. A Roma siamo qua. Non sarà facile perché sappiamo benissimo com'è la storia, insomma, che è molto difficile, però insomma possiamo andare a trattare, questo è quello che noi ci aspettiamo. Ci sarà da lavorare comunque, perché non è che sia una cosa che dall'oggi al domani si può risolvere, assolutamente, bisogna lavorare molto anche, quello sì. E ottenere qualche cosa in più, insomma, di quello che abbiamo. Che cosa si aspetta da questo voto? Qualcosina, non tanto, però qualcosina, speriamo che ci sia un cambiamento, che ci si muova qualcosa. Questione che riguarda tutta la cittadinanza, davvero al di là degli schieramenti, dei singoli schieramenti, per cui secondo me è giusto essere qui, bisogna essere qui. Quindi si vota di corsa e poi si va a dir messa? Per me questa mattina tra una messa e l'altra ho messo dentro anche la votazione, certo. Ho ritenuto giusto votare nonostante i miei anni, perché ho tanti nipoti e ho pensato a loro. Vediamo adesso le reazioni politiche nel corso delle nostre dirette e non solo. Ho notato come la gente percepisce questo voto non come un voto verso un partito, ma per raggiungere un obiettivo più grande ancora, che è quello di riuscire a cambiare questo nostro Veneto in modo migliore. Una grande manifestazione di democrazia dalla quale arriva un inequivocabile messaggio su quella che è la volontà dei veneti. In regione si respira soddisfazione per i risultati del referendum sull'autonomia. Dare un segnale chiaro alla politica sia regionale ma anche a quella italiana, che non vogliono appunto continuare così e che vogliono cambiare lo status quo che vede appunto sprecare risorse della regione Veneto. Roberto Ciammetti ha anche espresso l'auspicio di un consiglio regionale in cui ora le contrapposizioni lasciano spazio ad un fronte comune per il raggiungimento pieno della richiesta espressa dagli elettori, un invito rivolto anche al fronte dell'astensione. Ora, dopo il consenso su questo referendum e dopo che si è scelta l'autonomia come strada vincente, vengano ritirate le proposte di legge per la secessione. Il dato politico è comunque inequivocabile, apre un processo che segnerà l'agenda politica dei rapporti tra il Veneto e lo Stato centrale. Devono essere ascoltate tutte le autonomie locali, va fatto un negoziato con il governo, va steso un accordo, questo accordo poi va alle Camere e deve essere approvato a maggioranza assoluta dei componenti delle due Camere. E poi la soddisfazione di Maria Rosa Pavanello, che è presidente dei sindaci dell'ANCI in Veneto. Il risultato del referendum è una risposta chiara e netta che i veneti hanno voluto dare a Roma.
si è accolto l'appello di tanti, perché è stato anche trasversale, di dare una grande prova di partecipazione, pur sapendo che un referendum consultivo, che era un punto comunque di partenza per un tavolo di trattative, per una legge che insomma in qualche modo il Veneto adesso sta già approvando, però per trattare con lo Stato centrale, ma era importante dimostrare che è fortemente sentito questo bisogno, e questa prova io credo che i cittadini e le cittadine l'abbiano data. Adesso c'è bisogno davvero di ascolto e di coinvolgimento. All'indomani del risultato referendario per l'autonomia del Veneto, anche la presidente di ANCI si dice soddisfatta per la grande risposta che i cittadini hanno dato, risposta che non va sottovalutata dallo Stato centrale. Si sono espressi i cittadini e le cittadine in maniera molto netta, perché vengano affrontate le problematiche di questa regione che confina con delle regioni a statuto speciale, perché il tema fondamentale è questo. In questi anni di profonda crisi è stato chiesto tanto ai cittadini e alle cittadine di questa regione, che hanno risorse, possibilità e voglia anche forse di poter fare meglio, assumendosi responsabilità, ma a fronte anche di una maggiore autonomia. Un concetto che i sindaci veneti hanno già cercato di fare arrivare a Roma. Abbiamo cercato di farlo comprendere proprio nell'assemblea che si è svolta, credo una decina di giorni fa, a Vicenza, tra tutti i comuni, di questo bisogno di ascolto e di comprensione, che non è un lamento fine a se stesso, è molto di più. Forse non è d'accordo la vicina Presidente di Regione, che specialità già ce l'ha, l'autonomia, ed è il Friuli Venezia Giulia, e quindi Deborah Serracchiani, dirigente del Partito Democratico. Si tratta di un referendum che comunque si poteva evitare, perché già in base all'articolo 116 della Costituzione si poteva iniziare questa trattativa con lo Stato. Si è voluto fare comunque il referendum, ora ovviamente si dovrà andare avanti con la trattativa. Avremo un Veneto che, se riesce ad esercitare bene la propria autonomia, lo fa nell'interesse dell'Italia, per cui è positivo. Se viceversa si vuole utilizzare l'autonomia per dividersi, questo non serve a nulla e a nessuno. Così Deborah Serracchiani. Ora sentiamo gli astensionisti. Un voto che ha espresso la voglia di un'autonomia dei veneti, ma però io credo che non avrà un riscontro importante positivo con il governo centrale. Scettico il rappresentante delle comunità musulmane e dei nuovi veneti sul referendum di ieri. Diversa l'analisi di chi ha promosso il non voto. I veneti hanno ancora una volta espresso la volontà che il loro rapporto con lo Stato centrale venga discusso in termini che li vedano più rispettati. Detto questo, chi ne beneficerà a livello di consenso è Zaia, non saranno altri soggetti, quindi è tutte e due le cose. E secondo me il fatto che sia tutte e due le cose è anche la più grande responsabilità che sta in capo a Zaia adesso. Hanno fatto promesse su promesse e adesso, se non le realizzeranno, penso che sia stata veramente l'ultima chiamata. Ora a Belluno, doppia preferenza da esprimere per quanto riguarda l'autonomia sia regionale che provinciale. Ha raggiunto il quorum, esito tutt'altro che scontato tenendo conto dei 44.000 bellunesi residenti all'estero. Anche qui un plebiscito per il sì. Belluno deve avere un'autonomia e deve essere un'autonomia costituzionale, un'autonomia speciale, non vi è dubbio. Esulta il bar del Movimento Belluno Autonoma Regioni Dolomiti dopo il risultato del referendum sull'autonomia, che ha visto i bellunesi andare alle urne per due consultazioni, quella per l'autonomia regionale ma anche quella per il rafforzamento delle specificità della provincia di Belluno. Alle urne sono andati in 109.000, pari al 52,2% degli aventi diritto, ed anche qui è stato un sì bulgaro, oltre il 98%. Ed il superamento del quorum non era un risultato affatto scontato, tenendo conto dei 44.000 bellunesi residenti all'estero. Solo 314 sono rientrati per votare. Il dato di Belluno è importantissimo, anche lì la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto si è pronunciata. Poi io do solo il dato di Sedico, di cui sono stato sindaco per anni, e lì l'AIRE incide per il 19%, quindi i residenti all'estero che non sono residenti in Italia ma che hanno invece titolo a votare
votare e vengono computati nel corpo elettorale hanno un'incidenza importante. Ora è il coro unanime dalle Dolomiti, bisogna intraprendere in tempi rapidi il nuovo percorso per l'autonomia. C'è già un progetto di legge giacente in Parlamento per restituire l'elettività all'ente. Il nostro auspicio è che nel tempo brevissimo di una quindicina di giorni si riesca a approvare questa legge e restituire finalmente il primo passo di dignità all'ente. E già martedì, comunica Roberto Padrin, presidente della provincia di Belluno, è prevista una riunione con tutti i sindaci per far approvare loro un documento condiviso che farà da piattaforma per le richieste sia alla Regione che allo Stato. Ma dal bellunese si leva anche la voce critica del deputato Roger Demenec, che accusa il governatore Zaia di non aver speso una parola sul referendum bellunese, tema che ora, dopo il risultato del voto e con decine di comuni che minacciano il passaggio ad altra regione, non potrà più essere ignorato. Ci fermiamo per qualche istante, poi torniamo insieme, ci sono le notizie di cronaca. Il telegiornale del Veneto, torniamo in diretta, ricordate l'auto del Mestrino crivellata dai colpi nel bellunese, forse c'è una svolta nelle indagini. La conferma arriverà dagli accertamenti balistici disposti giovedì scorso sui reperti recuperati dagli inquirenti nell'auto del 40enne mestrino Gabriele Balestra, ma le analogie rilevate fra gli episodi denunciati in quella giornata fra il bellunese e la vicina provincia di Trento porterebbero dritte dritte verso l'uomo arrestato nella stessa serata a Vigolo Vattaro, nelle vicinanze del lago di Caldonazzo. 57 anni, trentino, appassionato d'armi, al di sopra di ogni sospetto. È questo l'identikit dell'uomo arrestato dai carabinieri di Trento, allertati da un cittadino che poco prima aveva detto di aver assistito ad una scena da film. Il 57enne, a bordo della sua auto, finestrino abbassato, sparava colpi d'arma da fuoco in direzione dei campi. I carabinieri l'hanno rintracciato e fermato poco dopo. L'arma si è rivelata essere un potentissimo Kalashnikov AK-47. In auto l'uomo aveva una pistola di fabbricazione croata, forse la stessa usata per colpire per 5 volte la Fiat Idea del mestrino Gabriele Balestra. Nell'abitazione del 57enne i carabinieri hanno sequestrato diverse armi da taglio e una balestra. Ignoto per ora il movente sul quale stanno indagando i carabinieri coordinati dalla Procura di Trento. L'uomo, arrestato in flagranza, è rinchiuso nel carcere di Spini. Gli autori del furto di una pelliccia di visione del valore di 13.000 euro avvenuto nel febbraio del 2015 in una boutique di Cortina d'Ampezzo sono stati individuati dagli agenti del commissariato cortinese. Si tratta di 3 serbi, un uomo e 2 donne, attualmente detenuti in Francia per reati analoghi. A loro la polizia è arrivata filtrando decine di filmati, la svolta per le indagini invece dall'identificazione dell'auto noleggiata in Slovenia. Ora un furto a pochi passi del centro ed è consistente nel cuore di Treviso. Furioso il dirigente d'azienda proprietario di casa. La cosa che lascia esterrefatti è che questi gentiluomini che sono entrati e hanno praticamente svaligiato tutto quello che potevano svaligiare siano entrati poi in un orario che oscilla tra le 15 e le 16. Questo significa per loro avere il controllo totale del territorio. Il furto in casa proprio non se lo aspettava. Del resto ha acquistato e ristrutturato questa palazzina di via Montello lasciando una villa con grande giardino a Lancenigo, proprio perché con la famiglia non si sentiva più sicuro. Si aspettava una cosa di questo genere di sabato pomeriggio? No, soprattutto in centro a Treviso, diciamo, perché la via Montello a tutti gli effetti, soprattutto poi sabato che è una giornata di mercato, è una via trafficatissima, piena di gente e poi come può bene vincere dalla proprietà che ho, siamo circondati da case, da condomini, da vicini. Nessuno però ha visto nulla della banda che ha atteso l'uscita dei proprietari per far man bassa di tutto. Mi sono assentato tutto il pomeriggio per questioni di lavoro, sono rientrato alle ore 20 e la casa praticamente era completamente devastata. C'è rabbia e tensione nelle parole che evocano l'amara sorpresa. Mi viene da piangere perché hanno portato via le fedi nuziali, hanno portato via le catenine dei bambini, tutti i ricordi di battesimo, di cresima, i gioielli di mia suocera che mia moglie custodiva come cose personali. Insomma, veramente una violenza inaudita. Un bottino di decine di migliaia di euro solo in orologi da collezione, che fanno supporre un furto su commissione, ma quello che pesa di più è la sicurezza violata. In questa città ci sono almeno 5 organi tra polizia, questura, guardia di finanza, carabinieri, polizia provinciale e quant'altro. È possibile che una città che è meno di un rione di una città come Milano non possa essere tenuta sotto controllo? E poi scopre l'inquilino abusivo nel suo appartamento e addirittura viene cacciato.
Luci accese, rumori continui, eppure da tempo in quell'appartamento non abitava più nessuno. Insospettito, un vicino ha chiamato il proprietario dell'abitazione che, con sorpresa, dopo aver raggiunto Padova da Rossano Veneto, si è accorto che il suo appartamento in via Bixio in stazione era occupato da tempo da un 34enne di Bassano del Grappa. L'inquilino abusivo non ha esitato a minacciare e a cacciare di casa il legittimo proprietario, che a quel punto ha chiesto l'intervento dei carabinieri. Una volta giunti sul posto, i militari hanno arrestato il bassanese per violazione di domicilio. Resta il tempo di ricordarvi gli ospiti. Dunque questa sera Luca Zaia il giorno dopo, perché a 20:10 sarà ospite il governatore della regione, spiegherà i primi 3 provvedimenti appunto firmati già questa mattina, il percorso per arrivare all'autonomia e i primi passi intrapresi in queste ore. Luca Zaia a 20:10. È tutto per questa edizione del Telegiornale del Veneto, grazie per averci seguito, ora le previsioni meteo. Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco. Alta pressione sull'Italia e anticiclone nuovamente protagonista, con tanto sole sul nostro territorio. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto bellissima giornata soleggiata e stabile su tutta la regione, assenza assoluta di nubi. Diamo uno sguardo alle temperature, le massime sono attese sui 16-20 gradi circa, valori minimi previsti mediamente tra 4 e 9 gradi. Andiamo ora a vedere che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia, tanto sole anche su questa regione, con cieli completamente sereni. Le temperature massime sono attese sui 17-18 gradi, i valori minimi invece sono previsti mediamente tra 5 e 8 gradi. Concludiamo con uno sguardo al Trentino Alto Adige, qualche addensamento e ultimi fenomeni sulle Alpi di confine, locale nuvolosità altrove, ma sempre con sole prevalente. Le temperature massime sono attese tra i 19 e i 22 gradi, i valori minimi piuttosto freschi attesi sui 3-4 gradi circa. Il mare sarà poco mosso, localmente quasi calmo nella laguna di Venezia, i venti moderati da nord, localmente deboli sulla laguna di Venezia. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, arrivederci. Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco.